Allora, sono stati fatti tanti passaggi, degli atti propedeutici. Ultimamente assieme al collega Catanzaro e Cambiano abbiamo sottoscritto un'interrogazione, altri parlamentari hanno fatto una mozione. Giorno 14 a mezzogiorno ci sarà un incontro con il Presidente Schifani e l'assessore Falcone. La premessa per dire che è un tema che stiamo attenzionando, non solo io personalmente come avete visto, ma tutti i colleghi parlamentari siamo fermamente convinti della bontà dell'iniziativa e che la riapertura delle terme di Sciacca sia qualcosa di estremamente importante, ma non soltanto per Sciacca, per tutto il comprensorio. Penso anche per un interesse territoriale che travalichi i confini della provincia d'Agrigento. E quindi la strada sembrerebbe essere tracciata, il Presidente Schifani e Falcone ci renderanno edotti dei tanti passaggi che a livello governativo hanno voluto fare anche con Cassa Depositi e Prestiti. Sono fiducioso, tra parentesi nella mia campagna elettorale ne ho fatto un tema qualificante di tutto quello che intenderei fare in questi 5 anni. Farli riaprire non è una passeggiata di salute, non è aprire un lucchetto, è molto ma molto di più. So che è qualcosa di estremamente complicato, ma non è impossibile e ci vogliamo lavorare e ci vogliamo impegnare. Mi fa piacere che questa battaglia sia una battaglia condivisa bipartisan con tutti i colleghi parlamentari della provincia di Agrigento, e che questo fa intendere che quando un tema è veramente importante mettiamo da parte le polemiche della politica, le appartenenze soprattutto, e che si lotta per un unico obiettivo. Probabilmente dovremmo fare la stessa cosa anche su altri temi, la sanità magari uno su tutte. Ma io faccio parte in quanto vicepresidente anche della Commissione Sanità all'Assemblea regionale. Il sindaco di Canicattì, credo un mese e mezzo fa, è stato audito in Commissione Sanità, dove ha rappresentato le criticità dell'ospedale di Canicattì, che devo ammettere sono le stesse criticità dei piccoli ospedali, non soltanto di Licata e Ribera, che sono i piccoli ospedali assieme a Canicattì della provincia di Agrigento, ma che sono le criticità di tantissimi ospedali siciliani, soprattutto dei piccoli ospedali. Noi in Commissione Sanità facciamo tantissime audizioni. Non sono mai venuti per essere auditi né l'ospedale civico né l'ospedale Cervello, nemmeno l'ospedale di Agrigento città, perché già è un ospedale importante. Quindi vuol dire che il tema della carenza dei medici è un tema reale, che riguarda tutta la sanità italiana e che riguarda quella siciliana particolarmente. Devo dire, dobbiamo ammettere che questo tema si acuisce soprattutto nei piccoli ospedali, come quello di Canicattì. Oddio, nel pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento non è che le cose brillino. Ma il tema del pronto soccorso poi invece è un tema unanime che coinvolge tutti gli ospedali, grandi e piccoli. Ho visto giorni fa un servizio che hanno fatto in una rete nazionale. Hanno fatto quel servizio all'ospedale di Agrigento, ma voglio spezzare una lancia. Se l'avessero fatto in qualsiasi altro pronto soccorso italiano la situazione credo che sia uguale. I medici mancano e nessuno vuole andare al pronto soccorso. Il pronto soccorso è la trincea delle trincee della sanità, dove spesso anche i medici vengono aggrediti. E quindi sapere di lavorare in una struttura di trincea dove in 2 minuti hai la possibilità di salvare la vita a una persona è qualcosa di estremamente responsabile e serio, e voglio ringraziare tutti i medici del pronto soccorso, anche e soprattutto i medici del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, a cui va la mia solidarietà.